Oh mio Dio ragazzi, cosa è accaduto nel turno di ieri dei candidati? Oh mio Dio ragazzi. Allora, esaminiamo velocemente alcune partite per poi concentrarci su una sola. Questa è la partita tra Alireza contro Vidit. I giocatori purtroppo non potevano più concorrere alla vittoria perché erano troppo distaccati dal gruppo, quindi vediamo velocemente la loro partita che praticamente qui il bianco lascia in presa l'alfiere per ovviamente poi riprendersi il cavallo che non ha più case dove andare, quindi il bianco si riprende il pezzo e arrivati a questo punto dove tutti hanno ancora i pezzi a casa tranne le regine che si guardano, arriva una serie di scacchi con ripetizioni e grazie a questa variante alla 14ª mossa la partita finisce patta per triplice ripetizione. Cosa ne pensate di questa cosa? È una truffa legalizzata perché noi sappiamo che per ogni mezzo punto che i giocatori acquisivano in questo torneo guadagnavano 3.500 dollari. Quindi questa è una patta chiaramente fatta velocemente. Si fa. Chi ha esperienza nei tornei dal vivo sa che quando magari siamo all'ultimo turno e non abbiamo minimamente possibilità di risistemare un torneo che è andato a male o partecipare a premi, spesso l'ultima partita la giochi per pattare il prima possibile, così ti prendi il primo treno per ritornare a casa. Questa c'è una cosa che si fa, magari non è la cosa più bella del mondo, e qui i due giocatori palesemente decidono di pattare alla 14ª mossa. Magari erano d'accordo? Dai, ciao, pattiamo subito, ci prendiamo questi 3.500 dollari e ce ne andiamo a casa. Chi lo sa? Questa è la partita fra Alireza e Vidit. E poi c'è la partita tra Caruana e Nepomniachtchi. Nepomniachtchi era carichissimo, Caruana sta facendo un torneo pazzesco, variante di cambio del gambetto di donna, questa è sicuramente una delle più solide. Qui Nepo guadagna spazio e l'idea ovviamente è quello di prendersi questo bellissimo alfiere e di giocare in maniera aggressiva. Come avevamo preannunciato, i giocatori stanno dando il tutto per tutto, anche perché se dall'altra scacchiera Gukesh riesce a vincere la partita o se dall'altra scacchiera Gukesh riesce a fare una patta, ma noi Jan Nepomniachtchi e Fabiano fanno patta anche loro, Gukesh diventa automaticamente il vincitore di questo torneo. Quindi occorre un punto, quindi i giocatori se le stanno dando di santa ragione. Qui arriva anche un arrocco lungo, cavallo F3 e 4, una serie di cambi al centro. Ovviamente questo pedone non si può catturare, poiché a seguito di cattura, 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 arriva subito una torre che farebbe guadagnare la regina al bianco. Alfiere per cavallo, una serie di cambi al centro e ora arriva G4 giocando ovviamente sull'inchiodatura. È il turno anche del nero di arroccare lungo e qui arriva D5 che è una risposta fortissima. Al motore piace come risposta il Re B8 ma arriva questa risposta. A questo punto D per C6, scusami era qui che il motore piaceva Re B8, mentre in realtà viene giocata cavallo C5 e dopo alfiere F5 scacco Re B8, Re B1. Come puoi vedere la barra è letteralmente a favore di Caruana con un più 2 di vantaggio. A questi livelli il più 2 di vantaggio si fa sentire. B6, errorone tragico secondo il motore. Ora la barra è andata a più 3.76. Caruana lì che stava sudando freddo si sentiva già di essere il vincitore di questo torneo o perlomeno di andare agli spareggi con Gukesh se pareggiava. E a questo punto arriva la fantastica in stile pieno Caruana torre in D7. Si minaccia la regina, ma forse questa torre è catturabile dal cavallo. Non si può catturare poiché in caso di questa arriva C7 con un doppio. Fantastico. Qui la partita finirebbe in tanti casi. Anzi, qui il motore addirittura mi dice cavallo per D8, cavallo scacco. E dopo torre per D8 alfiere per E4. Qui la partita è totalmente da giocare, ma vediamo com'è andata in realtà. Su torre D7 arriva torre per D7, C per D7, torre in D8, donna in D4 e ora Nepo va in vantaggio del pedone, ma è solo momentaneo perché c'è il pedone F4 che è sotto. Torre in D1 per un triplice attacco e ovviamente attaccare la Raggi X la torre.
donna in C5, donna per F4, ristabiliamo la parità di materiale. È vero che la parità di materiale c'è, perché abbiamo 4 pedoni contro 4, ma è anche vero che la posizione del bianco è di gran lunga preferibile. Ci sono inchiodature, ha le diagonali aperte che puntano contro il re, quindi il re del nero è scoperto e per tale ragione la posizione è sofferente per Nepomniachtchi. Il sogno di Nepo sta sfumando di ritornare a sfidare il campione del mondo. Donna C7 per cambiare le donne? Non ci stiamo, donna D2. H3, attenzione a questo pedone che può arrivare fino in H2 perché c'è la regina che lo sostiene. Attenzione che ovviamente se arriva in H1 sono guai. Alfiere in E4, A5, ulteriore errore secondo il motore, più 5 di vantaggio al bianco. Ragazzi, vantaggio di materiale, parità di materiale, ma un vantaggio posizionale, strategico e soprattutto dell'attività dei pezzi fantastico, dovuta soprattutto anche a questa inchiodatura. Donna in D5, adesso ci sono veramente minacce fondamentali. Re in A7 per impedire alla donna bianca di entrare. Donna per F7, arriva il vantaggio ora veramente di materiale e pedone in H2. Bisogna fare attenzione a questo pedone che possa arrivare in H1, al momento ovviamente non è possibile poiché c'è anche la torre e adesso donna H7 arriva anche la donna che dà uno sguardo a questo pedone. Re in B8, A3, donna in E5, donna in H6, donna C7, si temporeggia. G5 a questo punto Caruana dice ma che soffesso io, anch'io ho dei pedoni passati e anch'io posso lottare per portarlo a promozione. Torre in G8, torre in H1, finalmente ci sbarazziamo di questo pedone, cavallo in C5 attaccando l'alfiere e qui la mossa migliore secondo il motore è quello di posizionare l'alfiere in C2 dove ha una posizione dominante rispetto a questo cavallo e invece viene giocata alfiere H7. Una mossa che fa perdere parte del vantaggio del bianco, sempre secondo il motore, ma è una mossa se vogliamo un po' più forzante perché comunque prende il tempo sulla torre. Ma non aveva visto questa piccola combinazione tattica che è torre per pedone, ed è così che va la partita. La donna viene allontanata dal controllo di questo alfiere e donna H7 scacco. Attenzione che ora anche il re del bianco è esposto dagli scacchi della donna, esposto dagli scacchi del cavallo, forse possono esserci anche qui ripetizioni, attenzione. Re in A1, mossa sbagliata che porta in parità immediatamente la partita. In realtà anche sul re in A2 la situazione cambia poco perché donna F7, il re torna in B1 e rifacciamo scacco e prima o poi se non vuoi andare a pattare devi portare il re in A1. Re in A1 e arriva donna in C2. Attenzione che ci stiamo avvicinando a possibilità di scacchi, possibilità di cavallo A4 e donna per B2, scaccomato, quindi ora anche il re bianco è lì che sta per succedergli qualcosa, quindi posizione è tornata quasi in parità. Regina in G8 scacco, ovviamente dà una mano alla guardia della casa B3, adesso la casa B3 è tenuta saldamente sia dal re che dalla regina, A4, adesso arriva un altro controllore della casa in A4. F4, allora portiamoci a promozione questo pedoncino, cavallo B3. Cavallo B3 in realtà è una mossa che fa paura e basta, non fa niente di concreto, non ci sono matti, non c'è la possibilità di questa regina di arrivare in A1, quindi per questa ragione la partita ritorna in gioco. Più 3 per il bianco. Donna G7, ottima risposta, e donna C3. Ora l'idea di Caruana è quello di cambiare le donne, ricordiamoci che ha una qualità in più e se dovesse riuscirci ovviamente la partita sarebbe pienamente nelle sue mani. Donna G2 attaccando quella torre, diamo qualche scacco per riposizionare al meglio la donna e invece torre 1. Attenzione che se ora Nepo andasse a promozione con tutta probabilità qui con donna e torre ci sarebbe una combinazione di matto, per esempio questa torre in E7, attenzione che il re non può superare la colonna C
e non può stare neanche qui e non può andare qui, quindi in pratica non è che ci sono troppe alternative, sarebbe costretto ad andare in giù, ma dopo una serie di scacco, re è costretto ad andare nell'angolino, donna 7, arriva il matto, quindi questa promozione ancora non si può fare. Per questa ragione arriva donna C5 cercando di creare uno scudo per il proprio re, donna F1 ancora Caruana chiede un cambio, donna D5, re in B1, donna F5, re in A1, donna C2 e ritorniamo praticamente quasi alla stessa posizione di prima. F5, abbiamo visto che questo cavallo B3 in realtà non ci spaventa. Arriva però cavallo D3, attacco su torre e minacce di matto su B2. Torre in B1 per difendere entrambi, cavallo C5, F6, attenzione al pedone passato di Caruana, il vantaggio è devastante, 3.67 per il bianco, cavallo B3, re in A2, cavallo D2, doppio su donna e torre, ma questo doppio non spaventa perché la donna può dare uno scacco e spostarsi, re in A7, torre C1 e adesso anche la torre è salva. Donna B3, scacco, re in A1, donna in E6. Che cosa arriva? Un cambio di pedoni? Ci facciamo un cambio di pedone a testa? Chi lo sa? Arriva torre in C7. Ancora una volta la partita torna in piena parità. Secondo il motore era preferibile torre in D1 o torre in E1 con l'idea di cambiare un paio di pedoni a testa, tra l'altro adesso ti minacciavo anche il cavallo e qui la partita si giocava perché ricordiamoci che il bianco ha la qualità, ma dopo torre C7 secondo il motore parità totale. Re in A6, F7, ovviamente ragazzi è difficile qui stabilire che è già una posizione di parità totale, però lo è. Neanche donna in B7 o donna in A8 avrebbero portato qualcosa di concreto, per esempio donna in A8, re B5, qui come la continui l'attacco, è veramente difficile, non puoi dare scacchi con la donna, non puoi fare nulla di che, devi sempre rimanere a bada di questo H1, quindi è difficile. Per questa ragione Caruana gioca per andare a promozione, prendersi un'altra regina. Cavallo B3, scacco, re in B1, donna F5, ancora la partita si riporta è totalmente aperta con un vantaggio di 8.29. Ragazzi, 8.29 a questi livelli significa non che è partita vinta, di più, però bisogna vederlo perché siamo in un finale molto complesso dove ci sono gli scacchi su questo re praticamente ovunque, i giocatori hanno 3 minuti Caruana, 10 minuti Nepo, è difficile da giocare questo finale. Re in A2, cavallo in C5, arriva uno scacco e arriva un altro scacco per guadagnare un pochettino di tempo perché ricordiamo che hanno l'incremento, ancora un altro scacco e qui arriva la mossa, l'errore decisivo da parte di Caruana che ha 1 minuto e 20 sull'orologio che è donna C6. Cosa suggeriva il motore? Un modo per guadagnare un pedone. Questo pedone non è difeso da nessuno, il re è molto esposto, il motore vede la combinazione donna in E8 scacco, il re è costretto ad andare praticamente qui o qui, non mi avventurerei in altre situazioni, in caso di re in A6 arriva lo scacco doppio e ci prendiamo il pedone e in caso di re sul nero arriva comunque scacco, il re è costretto ad andare sul bianco e ritorna alla stessa identica combinazione di prima. Quindi questa era assolutamente vincente per Caruana, ma non l'ha vista purtroppo, con 1 minuto e 20 sull'orologio, non la vede. E quindi gioca donna C6, riportando la situazione in parità. È stata una montagna russa questa partita. Intanto dall'altro lato c'è Gukesh che sta giocando, chissà come sta andando. Re in A6, torre, donna in F1, qui arriva una serie di scacchi, ora la posizione è veramente difficile da gestire, scacchi, torre in E4 restituendo la qualità, infatti cavallo per, scacco, donna per, scacco e ora attenzione che qui ci sono questi pedoncini, donna in A4, donna in D7, scacco per portare il pedone a promozione, il pedone arriva a promozione, ma qui ovviamente il nero ha la combinazione tattica di catturare e riprendersi la donna. Era quello che voleva Caruana, dice ho un pedone in più,
in qualche modo dovrò riuscire a vincere questa partita. Sì, ma è molto difficile, tant'è che il motore dà situazioni di parità. È difficile perché uno dei due intanto ha un pedone di torre. Noi sappiamo che con i pedoni di torre le possibilità di patta aumentano sensibilmente, in più una regina qui alle calcagna del nostro re potrebbe dargli praticamente scacco all'infinito. E nel momento in cui andremo a spingere il pedone B, fondamentale se vogliamo sperare di andare a promozione, si scoprirà il re, perché adesso il re non teme scacchi laterali, ma prima o poi questo pedone B andrà spinto. Vediamo come giocano queste ultime mosse finali: scacco, scacco, il re si copre, però è ora il re è scoperto, ci possono essere delle cose. Scacco, scacco, qui è una gara essenzialmente a chi dà più scacchi, è cercare anche magari di tenere le entrate dell'avversario, cercare di tenere a bada la donna avversaria. Attenzione, questa spinta ovviamente ha scoperto la terza traversa, quindi la donna bianca cerca di tenere la terza traversa, ma è praticamente impossibile riuscire ad avanzare, è veramente difficile, poiché arrivano sempre gli scacchi. Qui ancora una volta è impossibile tenere tutto a portata di mano. Questi scacchi veloci servono anche per guadagnare tempo, tant'è che da 1 minuto e 20 Caruana è salito a 10 minuti, ma purtroppo non c'è niente da fare. Abbiamo superato le 100 mosse e qui ragazzi la partita finisce per parità, c'è poco da fare. Partita finita in parità. A questo punto bisogna vedere solo nell'altra scacchiera come è andata, perché adesso Fabiano, Caruana e Nepo con questa patta sono riusciti a salire, ma bisogna vedere che cosa ha fatto dall'altra parte Gukesh, perché sono andati sì a 8,5, però bisogna vedere Gukesh a quant'è. Gukesh era anche lui 8,5, però se Gukesh pareggia, ragazzi, abbiamo già il nome di colui che andrà a sfidare il campione del mondo. Qui arriva questa variante molto ma molto tagliente. Ovviamente qui arrivano una serie di scambi di pezzi, ovviamente Gukesh anche una patta, onestamente gli va molto bene, scambio ulteriore di pezzi per guadagnare questo pedone. Ovviamente è vero che lì era il vantaggio di un pedone, ma la posizione è molto 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 tagliente, arrivano attacchi insomma raggi X, posizione molto tagliente. Credo che cambio di donne, Gukesh ha ancora un pedone in più, ma non so ancora per quanto tempo. Si va avanti, cambio di pezzi, ancora il pedone in più per il nero, ripeto ancora non so per quanto tempo, cambio di pezzi e qui arriva finalmente il momento in cui il bianco si riprende, Nakamura si prende il pedone di vantaggio. Si arriva praticamente in questo finale di pedoni e alfiere. Finale difficile da giocare perché qui c'è un pedone totalmente passato, anche questo è un pedone passato. Vediamo un po' come decidono di giocare i giocatori. Scusate se vado molto velocemente, altrimenti uscirebbe un video di 99 minuti. Qui è bellissima la combinazione finale, vado un poco più veloce, vediamo qualche scacco. E dato che a Gukesh, eccolo qui il momento principale, dato che a Gukesh basta una patta, trova il modo. Alfiere per D2, con l'idea che ti catturo l'alfiere e ti catturo qui, oppure ti obbligo a prendermi il pezzo. Qui il pedone viene avanzato, arriva torre per A5, arriva A7, attenzione che ora si minaccia scacco con promozione automatica alla prossima mossa, e qui arriva torre in A5. Ma come? Comunque arriva la promozione obbligata, torre F8, il re si toglie, promozione a donna, ma qui il nero sacrifica la propria torre per andare in un finale di patta teorica. Alfiere e pedone non si muoveranno mai più da qui, ognuno sostiene a vicenda l'altro, la torre non può fare nulla se non andare a schiantarsi, sacrificarsi e finire con i 2 re. Patta, e con questa patta Gukesh sale a 9 punti dominando la classifica. Purtroppo in tutte le altre scacchiere c'è stata una patta, tranne nei piani bassi dove Abasov purtroppo ha perso ancora una partita, ma diciamo che quella partita non influenzava la classifica. Le partite importanti diciamo sono finite con una patta e quindi Gukesh con questa sua patta, essendo già leader della classifica, sale a 9 punti e vince il torneo dei candidati. Un grande congratulazioni a Gukesh che
ha fatto uno splendido torneo, se lo merita, è un ragazzo giovane, pieno di talento, rappresenterà l'India, l'India sta sfornando talenti, chissà se avremo ancora un campione del mondo indiano, ricordiamo che Anand ha dato questa spinta, questo traino all'India di concentrarsi così tanto nel mondo degli scacchi, e in un paese diciamo povero ma molto forte in via di sviluppo, riuscire a credere in qualcosa, secondo me vale veramente, veramente tantissimo. Quindi congratulazioni ancora a Gukesh, mi spiace per Nakamura, per Caruana che ha fatto un bellissimo torneo e per Nepo che ci ha creduto fino alla fine ma che ancora una volta ha visto sfumarsi il sogno. Ragazzi, vedremo quindi lo scontro finale tra Dingli Ren e Gukesh, e secondo me ne vedremo veramente, veramente di belle. Dingli Ren si è allenato, se sarà tenuto in forma, come deciderà di giocare il torneo lo scopriremo. Intanto qui abbiamo lo sfidante Gukesh che ha veramente il coltello fra i denti. Ci vediamo alla prossima, ciao!